Buonasera, grazie per essere venuti così numerosi. Era un appuntamento a cui tenevamo moltissimo. Grazie all'Ateneo Veneto che ci ha dato la possibilità di invitare due ospiti d'eccezione. La prima è la professoressa Daniela Lucangeli, ordinario di psicologia dell'Università di Padova, che accogliamo con un caloroso applauso, che ci parlerà questa sera di emozione. Mi ha chiesto di farlo un po' da spalla e quindi io le farò qualche domanda. Non è tutto programmato, ma questo sarà il bello di questo nostro incontro. E poi a seguire ci sarà il recital di Yuri Bogdanov, uno dei più celebri pianisti russi in questo momento, attivo a livello internazionale, e lo sentirete. Lì non serviranno davvero parole di presentazione. Grazie mille. Allora, professoressa Lucangeli, musica, emozioni, sentire. Sentire ed emozioni, partiamo da qui. Intanto mi viene da dire grazie a te Letizia e grazie a tutti quanti voi che in un pomeriggio di grigio siete venuti ad ascoltare in un momento in cui nessuno ascolta più nessuno. Si esce magari per ascoltare la bellezza della musica, ma persone che dialogano sono più, un dono, quindi vi ringrazio. Iniziamo dalla musica o iniziamo dalle emozioni? Cosa vuoi? Beh, io partirei dalle emozioni. Dalle emozioni. Chi è senza emozioni alzi la mano qui dentro. Una delle cose più assurde, e a scriverlo è stato Ledoux, uno dei più grandi neuroscienziati, è che è incredibile che gli esseri umani chiedano alla scienza di spiegare che cos'è la loro esistenza emozionale. È assurdo, perché? Perché è proprio che siamo proprio non soltanto immersi, ma anche tutto ciò che emettiamo è questo emovere, questo azione che emuove. Allora, ho 2 o 3 vie da cui cominciare, prenderei quella più immediata. Ecco. Se io vi chiedessi come vi sentite adesso, andate un attimo in un processo di immersione, cioè di sentire il sé. I bambini dicono l'io me, gli scienziati lo chiamano il self, i giornalisti hanno scritto il selfie, questo io me è questa unità corpo-mente. Io come mi sento? Questo dipende. Ecco, intanto il sentire della mente è esattamente come il sentire della musica, cioè ha una continuità di flusso in cui c'è una permanenza della sostanza, ma una trasformazione perpetua. Quindi il sentire umano è una permanenza in trasformazione. Questo sentire umano che cosa indica, cosa è venuto a fare nella nostra esistenza? In realtà, se io vi ricordassi Aristotele, lui l'aveva intuito. Perché? Perché nel parlare dei sensi lui aveva messo insieme sia musica che emozioni, perché aveva detto certo, i sensi dominano nel nostro rapporto con l'esterno, quindi tutto ciò che noi sappiamo dell'esterno è determinato da ciò che vediamo, che udiamo, che gustiamo, eccetera. Ma il nostro rapporto con l'interno, diceva Aristotele, nella fisica, è determinato dal fatto che noi sentiamo dei segnali che da dentro ci indicano una sorta di sesto senso, lo chiamava lui. E questo sesto senso non sarebbe quello che oggi pensiamo, una sorta di funzione altra, bensì la funzione con cui noi sentiamo noi stessi. Beh, da Aristotele a oggi la scienza l'ha visto, l'ha proprio visto, l'ha fotografato. Le neuroscienze ce lo rendono visibile. Il nostro cervello antico, che si chiama sistema limbico, è la più antica forma di intelligenza di specie e intellige sentendo. Cosa? Sete, fame, freddo, caldo, gioia, tristezza,
rabbia, malinconia. Sentite? Cioè noi adoperiamo la parola sentire quando c'è un linguaggio che da dentro avverte di ciò che ci sta accadendo. Questo linguaggio da dentro è questa emozione, azione che muove, intelligenza antica che proprio risale dalle strutture limbiche, vi direbbero gli scienziati, alle cortecce associative, cioè alle strutture recenti del nostro cervello. E perché parla sto cervello antico? E quasi ho finito questo lungo sproloquio. Parla perché ha un compito di filogenesi, cioè di specie, che è il compito di guidare il futuro. Si chiama funzione prospettica. Nel momento in cui io sento freddo, ho un'informazione del presente che indica cosa fare nell'immediato futuro. Mi devo coprire. Nel momento in cui io sento fame, ho un'indicazione: cerca ciò che ti nutre. Nel momento in cui io sento paura, l'indicazione è esplicita: cerca ciò che ti incoraggia. Come l'acqua disseta la sete, il pane sfama la fame, il coraggio assolve la paura. Riesco a farvelo percepire? È chiarissimo, è una fisica neurobiologica di strutture connettomiche che in milioni di anni sono diventate capaci di dialogare e mandare dei segnali, che sono segnali neuroelettrici, alle cortecce associative che dovrebbero rispondere al bisogno. Riassunto, le emozioni sono la più antica forma di intelligenza di specie che determina l'indicazione del futuro. Dove sta il dolore del nostro tempo? Che abbiamo inibito questi segnali. Abbiamo talmente tanto bloccato le segnaletiche antiche di salute e che ci indicano la prospettiva di futuro, che in questo momento storico è chiaro da tutti quelli che sono i sintomi della umana specie, che sono tutti sintomi di low mood, basso umore, cioè tutti i toni delle emozioni si abbassano. Guarda quante analogie con la tua musica. Tutti i toni dell'umore si abbassano e sono lì a indicarci un continuo stato di allerta, di scappa, 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 scappa. E questo fa sì che noi non riconosciamo più tutta la... vado sempre con un linguaggio che riavvicina voi e noi, la sinfonia del vivere emozionale. Noi ne riconosciamo pochissime di segnaletiche emotive e sono tutte prevalentemente di allerta. Ah. Ma la musica può molto in questo senso, è una medicina naturale per riarmonizzarci. Cosa ne pensa? La musica, ecco, la musica, questa, dicevo prima, che chi ha la musica ha una finestra immensa che noi chiameremmo salutogenesi, di proprio determinanza di salute. Perché? Perché adesso quello che sta diventando un modo chiaro di vedere tra diverse aree del sapere, il mistero della vita, riconosce degli universali. Uno di questi universali è il processo della fisica che attraversa la biologia. E la fisica che attraversa la biologia è una fisica che potrei riassumervi in due variabili fondamentali: il motus, quindi il movimento, e quello che di energia da questo motus si determina. Vediamo se riesco a spiegarmi. L'oscillazione è il motus attraverso il quale il meccanismo incredibile del sistema delle nostre cellule ciliate avverte il nostro sistema neurale del cambio di ritmo e di frequenza di tutte le oscillazioni. Da lì possiamo riconoscere la differenza tra Mozart
e la mia stonatura. C'è molto di più di tutto questo. Questo molto di più si chiama epigenesi, cioè il modo in cui ognuno di noi singolarmente riconosce dalla percezione di un meccanismo fisico e biologico tutto quello che è il processo di interpretazione vivente. Sono riuscita a spiegarvi? L'epigenesi è l'iomè. L'iomè è ben di più della somma delle singole parti, e quello che io percepisco nell'ascoltare musica diventa qualche cosa di completamente differente, non soltanto da quello che percepisci tu, ma anche dai tempi del mio vivere. Quindi in tutto questo andamento c'è tantissimo di mistero. Primo mistero che stiamo cercando di comprendere. La musica e tutto ciò che è il mondo del suono non si percepisce evolutivamente attraverso le orecchie come prima codifica di senso, ma attraverso il tatto. Quindi Beethoven con il suo inno alla gioia, mi state guardando? Sì? Ci siamo? Il suo inno alla gioia è incredibile perché lui lo scrive completamente sordo, ma la cosa straordinaria di Beethoven non è soltanto che lui cerca di nascondere la sordità perché non voleva che si sapesse che lui non percepiva ciò che scriveva, ma che trova le formule tattili per percepirle ancora. È lui che si inventa tutta una serie di strumenti che sono strumenti di amplificazione della vibrazione con cui riesce a percepire sul corpo, perché se li metteva addosso, quello che scriveva. E da Beethoven ad oggi aveva ragione lui, perché? Perché la prima percezione di quello che è il battito cardiaco della madre, nella gestazione il cucciolo di specie lo percepisce non per oscillazione e frequenza uditiva, ma per oscillazione e frequenza tattile, cioè il ritmo cardiaco muove intorno ai 40 giorni di vita fetale una vera e propria lingua emozionale che colpisce i neuroni che stanno intessendosi sulla pelle del feto, che si chiamano fibre citattili, le quali avvertono il cervello che è in via di formazione della emozione che ha determinato nella madre quel ritmo di battito. Ve la ridico? È l'ansia che impone un ritmo tale che si trasferisce alle strutture connettomiche del feto in formazione non per via uditiva della pulsazione, ma tattile. È pazzesco, è fantastico. Ha quello che noi chiamiamo sinestesia neurale. Cos'è una sinestesia? È quando il cervello è in grado di trasformare l'informazione che percepisce attraverso un canale di codifica, il tatto in questo caso, in un altro che sarà l'udito nel momento in cui tutta questa struttura sarà evolutivamente pronta per riconoscerla. Riassunto, la musica noi la percepiamo con diverse strutture, canali di percezione che non è soltanto sensoriale da fuori a dentro, ma anche sensoriale da dentro a fuori. Da fuori a dentro è codificata dai sensi, da dentro a fuori è codificata dalle emozioni. È fantastico. Assolutamente. Fantastico. Ma io ho ancora qualche domanda da farle. La professoressa ci parla così chiaramente perché è una delle paladine, delle inventrici della scienza servizievole, cioè una scienza che esce dalle sale universitarie, dai convegni e si mette a disposizione di tutti per portare il suo frutto, il suo contributo. E tra le varie tematiche di cui si occupa la professoressa vi è quella dell'apprendimento. E allora mi chiedevo, mentre l'ascoltavo, come le emozioni possono aiutare nei disturbi dell'apprendimento dei bambini. Allora, torniamo
al rapporto tra emozioni e intelligenza di specie. Quando vi dicevo come mai il cervello ha evoluto un sistema così sofisticato di linguaggio con se stesso? Perché la sopravvivenza della vita di ogni organismo è legata al processo passato, presente, futuro. Quindi sulla base di ciò che mi è accaduto, io devo sapere come evitare ciò che mi nuoce e seguire ciò che invece mi porta in salvezza, mi dà una condizione di riuscita, maggiore probabilità di eccetera. Mi sono riuscita a spiegare un po'? Vado in zip, i miei studenti dicono prof hai superato i riassunti, oramai vai in zip, ma ci sono troppe cose da riuscire a dire in poco tempo e mi piacerebbe potervi far vedere, ecco io non ho musica da condividere, non ho bellezza da condividere, io da condividere ho solo ciò che intelligo studiando, quindi in questo processo di servizievolezza mi sembra fondamentale che come ascoltiamo lei quando suona, quello che io posso fare è condividere lo sguardo, no? E in questo sguardo allora eravamo lì a dire cosa ci vengono a dire queste emozioni e ci dicono da passato a futuro in questo istante cosa ti fa bene e cosa ti fa male. Detta in semplice, questo è il processo di salutogenesi, cioè di determinanza di salute. Per entrare in questo basta pensare che perché noi sprechiamo così tanta energia di vita per avere paura? Perché la paura è questo segnale profondo che va a dire alle cortecce ehi scappa perché ti nuoce. Così come quando proviamo gioia, questo cervello limbico attiva una incredibile sinfonia neurale tra attivatori e inibitori che dicono guarda che questo ti fa bene, cercalo ancora, cercalo diverso, nutritene di più. Riassunto, le emozioni parlano così. Mettilo nell'educazione, nell'apprendimento e nella salute tutto questo e ottieni che se io mentre apprendo con una emozione che mi urla paura, quell'apprendimento lì, quando lo vado a ritirare fuori da quelle che sono gli organizzatori della mia memoria, mi riporta ciò che ho appreso, ma mi riporta anche scappa. Quindi è assurdo la mia battaglia servizievole, è assurdo in questa epoca delle conoscenze scientifiche che ancora continuiamo ad educare attraverso le emozioni che fanno allerta, perché l'allerta, l'ansia, il giudizio, la disistima, sono tutte emozioni che sono determinanti di fuga, non sono determinanti di modulazione allo stare impegnandosi a migliorare. E tra il processo, diciamo, che sta alle radici della nostra vita e quello che sta al movimento delle foglie, che vuol dire il processo neurobiologico strutturale e l'indicazione che tu hai da tua mamma, tuo papà, la tua maestra, guardate che vince quello che sta alle radici. Tutto bene? Quando noi impariamo attraverso emozioni di ansia, quell'apprendimento determina spreco di determinanti fondamentali che sono sia cognitivi, sono proprio veri e propri cortocircuiti, che emozionali, che di investimento futuro. Riassunto, io desidererei che questo diventasse un modo talmente condiviso di guardare, perché determinerebbe non solo un apprendimento reale e non apparente, ma anche una salute differente. Perché oggi se andiamo a guardare il danno non è sull'ignoranza che possiamo misurare relativamente ai nostri processi di istruzione, cioè i nostri ragazzi
dimenticano presto tutto quello che ci siamo impegnati a insegnare loro. Non è in questo. Il danno fondamentale è nel non desiderio, il danno fondamentale è nel low mood, nel basso umore, il danno fondamentale è nella condizione di solitudine, l'emozione che sta caratterizzando di più i piccoli, gli adolescenti, gli adulti e gli anziani, ci dicono questi ricercatori di Stanford, è la solitudine. Ed è assurdo che nell'epoca più interconnessa tecnologicamente, perché non siamo mai stati così interconnessi tutto a tutti, l'emozione che caratterizza i nostri anziani, così come i nostri cuccioli di specie, sia sono solo, non ti ho con me. Quindi tutto questo cosa ci sta a indicare? Che il cervello limbico sente che questi sistemi, che sono sistemi che ci dopano apparentemente di relazioni, non sono sistemi naturali di salute. E lo spiegano questi scienziati in maniera molto semplice ed esplicita. Io per storia di specie sono un organismo che ha bisogno della luce del sole, così come ha bisogno dell'acqua di fonte. Posso stare alla luce del neon, perché in questo momento devo potervi parlare e non c'è la luce del sole, quindi ho bisogno della luce artificiale. Ma se io stessi sempre alla luce artificiale, comincerei ad ammalarmi. Così io posso dopare la mia solitudine della presenza di relazioni artificiose e artificiali, ma è un meccanismo che non risponde al bisogno naturale di connessione io e te. Quindi se uno chiede a me che cosa determina salutogenesi nell'educazione e nella vita, il cervello limbico. Madre Natura l'ha data questa struttura, la possibilità di scegliere il passo immediatamente successivo. E se noi siamo con tutti i sistemi di allerta continua, tenete conto che la solitudine è la prima emozione, ma la seconda emozione è l'ansia. Noi siamo tutti in rooming costante, in sovrappensiero. Abbiamo meccanismi di marcature di sovrappensiero che sono, gli scienziati lo chiamano junk, spazzatura delle connessioni neurali. È come se ci portassimo dietro tantissimi processi spazzatura che bloccano le nostre azioni, i nostri desideri, la nostra spinta verso il futuro. Ora, che succede all'età mia è triste, ma che succeda a 16 anni è malattia di un sistema educante, cioè non produce salute. Sono riuscita a rendervi? Perché scienza servizievole? Perché mi è venuta, che si è aperto il cuore quando lei mi ha scritto? Perché è un modo per essere in testimonianza, tutti noi che in qualche modo ci stiamo mettendo di fronte alla realtà, riconoscendo il fatto che non puoi pensare di stare bene se non nutri le segnaletiche di fiducia, consolazione, conforto. Sentite queste emozioni meravigliose, le parole lo dicono. Consolazione è il processo di con chi è solo, conforto con la forza di un altro. Queste emozioni qui sono fondamentali per la salute, determinano abbassamento del cortisolo, migliore condizione dell'ossigenazione cellulare, capacità di abbassare il volume delle condizioni di stress e alzare il volume delle condizioni di desiderio. Sono meccanismi antichi attraverso i quali noi scegliamo il passo immediatamente successivo. Non vi vorrei tediare. No, ma se questo riuscissimo a imparare a modularlo, abbassare i toni delle emozioni junk e alzare i toni delle emozioni del cerca ancora, i dati degli scienziati che se ne occupano sulle cellule, non soltanto sugli organismi complessi, ci parlano di condizioni riparatrici.
La musica stessa è un canale che determina una facilitazione alle condizioni riparatrici, perché quel battito cardiaco di cui vi parlavo prima ha in maniera ancestrale determinato una traccia di memoria, che è una traccia che chiede al futuro una connessione profonda. Prendo i vostri applausi come incoraggiamento, perché poi, per ubbidire al tecnico di questa sala bellissima che ci spara la luce addosso, io a parte la prima e la seconda fila che riesco a vedere, tormento loro con le domande, tutti gli altri non li vedo, che sono al buio, quindi soffro, no? Mi viene questa sofferenza perché, ecco, la connessione non deve essere a parole. Vai. Due veramente. Vai, mi fai infinitamente... Allora, la prima è intanto è molto rigenerante sentirla parlare, grazie. A voi. La prima domanda è se dei traumi affettivi, infantili, possono determinare le difficoltà di apprendimento. E la seconda domanda è se tutta la musica, quindi qualsiasi tipologia di musica, può essere rigenerante, nel senso, sappiamo che musica ascoltano i nostri ragazzi, va bene tutta? È chiaro. Grazie. E quando una persona di scienza è davvero una persona di scienza, lo si riconosce da un comportamento, quando dice non lo sappiamo. Non lo sappiamo, tutte e due le domande, perché i traumi determinano, i traumi emotivi, credo che tu intenda, no? Qual è il tuo nome? Marina. I traumi emotivi sono in grado di bloccare i processi di maturazione che poi portano all'ottenimento del nostro risultato migliore? Se ti avessi risposto un po' di tempo fa, quando ero uno scienziato cognitivo che apparteneva all'Accademia delle Ricerche Internazionali, che faceva soltanto ricerche sperimentali purissime, senza nessun tipo di interpretazione un po' più ampia, ti avrei detto no. I traumi emotivi non sono causa di disturbi, ma sono causa di difficoltà. Perché ritenevamo, e guarda qui è proprio tante scienze che si uniscono, che la direzione fosse quella come la genetica ci aveva insegnato, cioè da madre natura, quindi dalla genetica, al comportamento. Non avevamo capito, e lo dico proprio come scienziato che chiede scusa, che come c'è una direzione dalla genetica al comportamento, c'è una direzione dal comportamento alla genetica. Questa seconda direzione non si chiama più genetica, ma si chiama epigenetica, ologenomica oggi, perché oggi i nostri amici, fratelli matematici fanno dei macro modelli, che sono modelli complessi, in cui è chiaro che ogni cosa che accade, compresa una patologia o una difficoltà, è in termini fisici un collasso d'onda, cioè nella probabilità degli eventi si manifesta, ma non è prevedibile quanto ogni condizione stia pesando. Mi sto spiegando? Riassunto. La paura può determinare un blocco? Sì, abbiamo due condizioni. Una si chiama impotenza appresa per l'apprendimento, l'altra inibizione intellettiva. Però oggi abbiamo pochissimi ragazzi che non soffrano di attacchi di panico. E gli attacchi di panico hanno sicuramente delle condizioni di vulnerabilità strutturale, ma sono tutti ambientalmente determinati. Mi spiego? Quindi quello che stiamo vedendo oggi è che i traumi hanno molta incidenza quando nell'epigenesi, devo parlarti con i termini corretti, nell'epigenesi individuale si ha
un incontro, direi non fortuito, tra vulnerabilità e contesti accaduti. Se ti dico così, però ti dico anche l'altra parte. Se dunque l'ambiente può concausare patologia, l'ambiente può curare patologia, e io sono per questa posizione qui, visto che noi siamo modulati dall'ambiente. Modulati è una parola tecnica, neuromodulazione significa che tu proprio strutturi la condizione, ecco. Visto che noi siamo modulati dall'ambiente, allora io sono per una pandemia di guarigione. Se capiamo come si determina la risposta limbica migliore possibile, noi stiamo rigenerando processi di salute. Onestamente devo dirti che dove stia il confine tra condizioni che si chiamano nature, quindi natura, e nurture, cultura, ambiente, questo confine è molto fluido e ha anche la libertà dell'organismo che lo riceve, quindi questa epigenesi. Finisco dicendoti questo: ma se io devo fare così tanta fatica a superare i traumi che mi dai tu, che non sai quanti traumi mi dai, semplicemente mentre mi insegni a leggere e a scrivere, a 16-17 anni già sono in stress, overstress, ed è la situazione dei nostri figli. Quindi il sistema educativo è sistema salute o non salute, perché interferisce con tutte queste componenti. Va bene? La seconda domanda, che non mi ricordo più qual era, se tutta la musica è perfettamente in linea con questo. Quanto tempo abbiamo? Qualche minuto lo abbiamo ancora. Allora ti leggo Tancredi. Mi fate leggere Tancredi per risponderle. Tancredi ha 18 anni. E intanto ti dico no, tutta la musica modula. Il problema di come modula è un problema che dobbiamo studiare. Ci siamo? Quindi se io stimolo la rabbia, sto curando o sto indebolendo? Se io iperstimolo lo stress, sto curando o sto indebolendo? Quindi è chiaro che stiamo parlando in maniera semplice di problemi che non sono semplici. Quindi non tutta la musica e soprattutto comunque la musica modula. Quindi quello che la musica semina, ci sono stati anni in cui si parlava di stimoli subliminali, quindi che entrano sotto processi di coscienza. Quello che la musica stimola è proprio, diciamo, nelle sementi di cui non vedi subito i frutti. Non so dirla in maniera più diretta. E quindi dobbiamo avere una visione a medio e a lungo termine. Detto questo ti leggo Tancredi. Tancredi ve lo leggo perché è un ragazzo ad altissimo potenziale cognitivo, si chiamano gifted, quindi ha disturbi dell'umore di ogni ordine e grado, ed è un bravo pianista, veramente bravo pianista. E gli abbiamo chiesto di raccontarci il suo rapporto con la musica. E lui mi dice così: il segreto della musica io lo intuisco come si intuisce che c'è un senso nell'esistenza, perché il nulla generativo in effetti sarebbe difficile come principio primo di tutto ciò che è. Interessante, no? Dici? Io lo intuisco che c'è il mistero della musica, come intuisco che c'è il mistero dell'esistenza, perché il nulla generativo che generi l'esistenza è un problema. Quindi già qui avete un'idea di Tancredi, che poi continua. Dunque, prof, cerco di non divagare, torniamo alla musica per me. Quando suono, la musica mi possiede, ma di un possesso libero, perché vedi, io partecipo, non subisco. Come spiegarti? È una reciprocità. Senza musica le mie mani sarebbero dita, ma senza le mie dita la musica sarebbe muta. È una sorta di simbiosi, capisci Lucangeli? Mi trattano un po' come se io fossi
Capisci, Lucangeli? Una simbiosi misteriosa tra vibrazioni, oscillazioni, perfetti rapporti quantitativi e simmetrie che compaiono alle mani come la luce compare all'interruttore e alla lampadina. Voi scienziati siete come i talleri di Kant. Per intuire il sublime bisogna andare oltre la ragion pura e accettarne la critica del giudizio. Riassunto. Come dice lei, la musica si sente, come l'aria si respira. Ognuno ne vive l'intero di cui è capace senza mai esaurirla. Così è, ma continuate pure a studiare, ha senso che tutti possano prenderne boccate consapevoli. Non a caso un'aria musicale è un buon nome per dire tutto. A presto, prof. Tancredi, fantastico, cioè, fantastico. Se poi vi dico i nostri ragionamenti tra musica, rapporti quantitativi, matematica, ma di che matematica si tratta, ma allora torniamo a Pitagora, è divertente lavorare con creature come Tancredi, ma la differenza dove sta? Che Tancredi discerne quale musica gli manda il segnale limbico del mi fa bene e quale musica gli manda il segnale limbico determina la tua rabbia o la tua solitudine. Il problema dei ragazzi e della musica che scelgono è che non hanno discernimento del segnale limbico, ma la domanda che io pongo, noi glielo abbiamo alzato il volume di questo discernimento? Sono in grado di identificarlo? Perché se no dobbiamo rivedere i sistemi attraverso i quali moduliamo il loro connettoma. Grazie mille professoressa, noi staremo ad ascoltarla per ore, ma già la reinvitiamo. E sarà veramente prezioso continuare questo colloquio, grazie di questo dono che ci ha fatto oggi, grazie a tutti voi, e avete capito quale tesoro abbiamo oggi tra noi. Grazie mille. Grazie. Abbiamo iniziato con il sentire, abbiamo chiuso con il sentire, io adesso lascio la parola, il suono a Yuri Bogdanov che vi delizierà per questo concerto bellissimo. Grazie ancora.